darmi le cosce perché vi meno tutti e due. Ah, che faccio sempre. Marina Bea, fatta bene, dove si indossa. In onda, siamo in onda. Ciao, patterrà una mano, dai. Buonasera a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti. Buonasera ai tulipani, buonasera ai giacinti, buonasera ai margherite, buonasera ai rosari. Buonasera alle violette, buonasera alle primole, buonasera e non ti scordar di me. Sì, buonanotte. Buonasera anche ai pansè e a tutti i fiori e tutte quante le donne, le femmine, no, altri, che dedichiamo un fioretto per ogni donna, ecco. Eccolo qua, eccolo qua, un fiore. Per ogni donna che ne ascolta, per la dedichiamo, ecco, abbiamo già la nostra presidente di giuria qua, perché siamo ancora in onda tutta quanta settimana con Sanfregoe, un festival che sta avendo un grande successo. Un smerdaro di persone ne segue, un smerdaro di persone che votare, anzi ricordevi, preparevi davanti l'interruttore di casa, perché quando sarà il momento delle votazioni bisognerà votare. Ma andiamo subito con le notizie. Andiamo subito con notizie. Anzi, se vuoi commentare te insieme con noi altri. De Michelis si candida a sindaco di Venezia. Chi non muore se rivede. Ed ecco, dopo gli anni bui di Tangentopoli, dopo aver scontato, nel senso di aver pagato il conto e sconto con sconto, e il suo debito con la giustizia, torna a farsi rivedere nel mondo della politica Gianni De Michelis. L'ex ministro degli esteri e il doge di Venezia, assiduo frequentatore dei salotti mondani e anche delle camere da letto e cucine. Delle cucine, nel senso che dove che era a mangiare, io non si tirava certo in drio. Infatti il nostro Gianni De Michelis ha deciso di candidarsi alla guida di Ca' Farsetti con una lista, diciamo, laica riformisca. Fuori dal polo e fuori dall'ulivo, fuori di testa. E che pensare sicuramente che la gente lo voterà. Lo voterà perché? A dimostrazione della fiducia e del rispetto che se merita e soprattutto che gode. Sì, caro De Michelis, godi. Chi si contenta gode. E avanti con un'altra bella notizia scolastica. Voti e note scolastiche controllate dai genitori via internet. Entro pochi mesi tutte quante le scuole del Castelfranco Veneto, a Rente e a Treviso, saranno collegate tra loro e a breve anche le famiglie degli studenti. Basterà un semplice computer e con una password personale fornita dalla scuola i genitori potranno comunicare e parlare con i professori e verificare le schede personali e le situazioni scolastiche dei soffioi, senza che qualcuno faccia il furbo, se desmette, sconde note, sconde i voti. Definì i tempi dei coi davanti a porta di maestri e professori per ricevimento dei genitori. Soffio non si applica, il podaria fare de P, ma non ga voglia, lei è un succon. Me fio invece va niente, mi dà un sacco di soddisfazione che tu. Sì, andavo a scuola tu. Me fio? No, tu? Mi diceva sempre, va, ti sì un posso di scienze. Sì, perché che manca il seggio per tirarla su. Siamo arrivati al nostra appuntamento con Sanfregoe. Eccola che arriva. No, mamma, no criar. No, mamma, no criar. No, mamma, no criar. Mi ricordo che qualche anno fa te mi dicevi tanto questo non si fa. Mi raccomando di tornare paese e finché aspetto stiro e tocca mise. Sta attento per strada con quel motorino, metti a maglia grossa che è fresco in. Ansa stare dose, occhio al tacuin, che se
dice sempre in cerca viene de morbín. No, mamá, no criar. No, mamá, no criar. Non sa qui, no, piano. Beh. Questa è una mamma così, Una mamma anch'io. Se colleghiamo con la nostra Vanessa. Vanessa, siete in linea, dove sei tu? Buonasera! Vanessa. Siamo... Basta! Buonasera! Hola muchachos, fermi! Muchachos! Siamo al Grand Slam di Saint-Tropez! Ah, Saint-Tropez. Vanessa, Grande euforia! Scusa, Vanessa. muchacha especial, qué espléndida canción. Vanessa. Vanessa. Hola! Hola, soy Edo. Vanessa. Ah, pronto? Mi detto chiamare l'ambulanza che porta via. Basta! Baila Vanessa. muchachos, muévete, Ascolta, muévete, Vanessa, muévete. ascoltami. Ascolta, te là anche il nostro cantante straniero. Hola, soy Edo! Hola, soy Edo. Eccolo qua Molto con bene. noi. Fate dare una mano. canzone. Hola, aiutami a contare a votazione. Ragazzi, esa espléndida Andiamo canción subito, andiamo que te subito. vibra el corazón, Que te que te vibra. corre por la vena, se te llega al corazón. Esta espléndida canción. Vamos. No mamma, no Vanessa. criar. Vota. Vamos a contare i dei. Vota. Allora, su le dita. Avanti. Oh. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos? 45. Una muchacha fenomenal. Vanessa, Scusa, Vanessa. ¿dove ti vas stasera? Hola. Esta noche a Caselletto sotto a quarto. Hola, soy Edo. Hola. Hola. Che gente là te pari gente esperta di musica o... ¡Es tutto loco! ¡Fiesta loca! In studio, via il collegamento, torna in studio. Tutto a posto. Grazie, ciao Vanessa. Ma è fuori, Mi pare che sia dei pastine sotto, ti che ti ho seguito, se tu a posto, tu regolare. E questa volta il voto mio non lo chiedi? Sì, adesso Subito, ecco devo qua. venire appunto col voto tuo. Quanto sei il tuo voto? Sarò buona, 8! 8! Siamo oggi con la notizia prima del gioco con la nostra Perla. Un'attrice padovana rapita a Genova. Poco prima di iniziare lo spettacolo, a Gera in Camerin Paltruco, poi improvvisamente a Zesparia. E così alcuni giorni fa ha rischiato di saltare a prima genovese della Tempesta di Shakespeare. La nostra prima attrice si chiama Caterina e è una bella gaina padovana, bianca e rossa, molto apprezzata anche perché faceva l'uovo in tutti quanti i giorni. Il ruolo della nostra Caterina era importantissimo, infatti si trattava di farsi ipnotizzare dal protagonista durante la scena centrale dello spettacolo. No altri de frego e lanciamo un appello ai rapitori. Non ste farghe del mai. Tratea bene, pensai che casa che c'era quanti petussi e petussetti che l'aspetta. Ma torniamo in studio con il nostro ospite, non so se è arrivato direttamente con l'aereo. Aereo qua, hola. Eccolo, Hola, soy Edo. A la playa Eccolo qua. con mi esquiño, tú delirias, yo le guiño a la morena, yo le guiño a la rubia, yo le guiño a la negra, yo le guiño a la roja, yo le guiño a la morena, yo le guiño a la rubia, yo le guiño. Es una espléndida canción No se que te llamará llega al mía. corazón, que te Oddio. corre por la vena y te llega al Ma se corazón. chiamerà mia il ghigno sta canzone? È dedicata Apende guiño una strada. Canzone famosissima, molto bella, el molto guiño bella. que españolito sabes cómo es. El El guiño. ¿Habla? ¿Comprendido el guiño? El guiño ¿Me entiende? No, el guiño. El 8, lo que ¿Lo capito? Oggi- E veramente... Perla, Conosciamo a Pei de Ghigno qua, non altri eventi. Pierla, Io non so Perlina. cosa ci faccio in mezzo qua, siete così brutti tutti e tre. E Perla. Vanessa, ci Vanessa. sei? Ma che Vanessa sei a Mi Lito? sei? Sei a Lito? ma che ha letto ragazza sul Golf Club, Saint-Tropez. Al Golf Club. La 18ª buca già fatta. Sì, sì. Coperta Ascoltami. anche quella. Ascoltami, Vanessa, scusami, Perla, che c'è da dire l'indovineo di stasera. Esso. Migon Gaban, tutto pieno di tacconi, senza neanche un punto.
Cosa che sei? Cosa seo? Cosa seo? Mica un gaban, ero qua, senza tacconi, Tutto pieno di tacconi. ma senza neanche un ponte. Ma se che sei tacconi, Zenga cosa fa? No, non c'entra niente, non c'entra niente. Allora, il taccone è veramente importante. Mi sembra una cosa il pubblico importante. a scrivere per indovinare l'indovinello. E soprattutto per votare adesso per la canzone. Posso dire una roba per votare la perla? Sì. 8, tete. E invece noi insieme con le notizie del tempo, Perla, guarda Mimì, strumento. Sereno sole. Sole. Ma guarda, gara che piove! il Gara che piove, lo dice il Caroglio qua. Tu fai la Dai, tanto gallina. ormai lo sa tutti che è il tempo, il culo e i signori fa quello che vuole ori. Ciao a tutti da Barroso. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, buenas tardonas. Buenas televisión, buenas Roberto. Vanessa, tutti. Vanessa, ciao. Ciao, Alla 17ª